I ladri non sono coloro che chiedono i voti agli elettori, ma coloro che li rubano partecipando ad un concorso che truccano. Siccome da 50 anni ci sono delle liste che non riescono a presentarsi per errori nelle elezioni, la prossima volta devono stare attenti loro a giocare una regola corretta, altrimenti ogni volta che qualcuno perde la partita vuole ricominciare da capo. Presidente Di Pietro, comunque il decreto legge varato dal governo non è servito di far riammettere le liste. Questo decreto legge è stato a lungo tempo inutile, dannoso e intempestivo. Inutile perché le liste da riammettere già erano state riammesse o potevano essere riammesse, Polverini e Formigoni. Inutile perché la lista della PDL non è mai stata presentata e non potrebbe mai essere avallata da alcuna legge, anche se ci è messo il sigillo il Capo dello Stato. Intempestivo perché si poteva aspettare e si può aspettare che i magistrati facciano il loro lavoro. Noi ci opponiamo a qualsiasi rinvio perché è un danno alla democrazia. Al Capo dello Stato dal primo giorno che governa Berlusconi, che io e l'Italia dei Valori ci appelliamo di stare attenti perché questi stanno stracciando la Costituzione. Non so cosa farà il Capo dello Stato, ma certamente noi sabato manifestiamo e invitiamo tutti i cittadini a scendere in piazza in difesa della legalità e della Costituzione contro Lucifero Berlusconi, che è un nuovo dittatore italiano. Inviti i cittadini a ricordare che anche Benito Mussolini scendeva in campo, ma erano sempre le stesse scarse truppe illegali ed oggi Berlusconi, ancora una volta, con il gioco delle parole vuol ribaltare la verità. È lui l'assassino della democrazia, non gli altri. C'è un assassino della democrazia, si chiama Silvio Berlusconi, che dopo aver fatto un decreto legge per truccare le regole elettorali, oggi si accinge a far approvare con voto di fiducia un legittimo impedimento, una legge cioè che assicura a lui l'impunità e anche ai suoi ministri. E allora mi permette un ennesimo appello, signor Capo dello Stato. Apri gli occhi questa volta, impedisca questo ennesimo scempio di legalità e di attentato alla Costituzione.